amici di YouTube e Facebook, baciamo le mani a tutti. Questa sera siamo qua per fare un videomessaggio molto particolare al sindaco di Trapani. Innanzitutto comincio subito col dirvi e con rivolgermi soprattutto al sindaco di Trapani. Caro signor sindaco, alcuni giorni fa stavo viaggiando sul web e ho visto che le hanno fatto alcuni ragazzi trapanesi un videomessaggio davvero brutto, cosa che dicevano un altro videomessaggio, un girino un giavuto. Anche se io sono contrario a questo tipo di videomessaggi, offendere le persone, offendere le autorità, sono cose che non si fanno. Però purtroppo, caro sindaco, c'è da capirle, perché sono ragazzi, non sanno a volte quello che dicono e non sanno soprattutto che nella maggior parte delle volte con le buone maniere si ottiene tutto. Noi siamo qua questa sera appunto per fare un videomessaggio, rivolgerci a lei per conto naturalmente di un comitato, il comitato dei disoccupati e disperati trapanesi. Innanzitutto ci presentiamo, noi ci chiamiamo Alberto Lipari, alias nome in codice Sciamole Siciliano. Ovviamente non so se lei ci ha visto sul web qualche volta fare qualche trasmissione, io ho avuto modo comunque di conoscerla dal vivo perché l'ho intervistata qualche tempo fa, ma comunque lasciando perdere tutto questo, le ripeto, noi siamo qua per farle appunto questo videomessaggio. Questo comitato, ripeto che si chiama Comitato dei Disoccupati e Disperati Trapanesi, ha tentato in tutti i modi di mettersi in contatto con lei, ma lei giustamente manco le calcolava. E giornalmente sono messi là, giustamente, che aspettano e fino ad oggi non hanno purtroppo concluso niente. Si sono rivolti anche alle televisioni, ma le televisioni manco le calcolavano, al radio pure ne parlavano, fino a quando hanno chiamato a me e ci hanno detto tu puoi fare qualcosa, io posso fare un videomessaggio, dice ci puoi aiutare, e ho pensato appunto di aiutare. Loro hanno scritto una lettera dove ci sono scritte i perché è quello che chiedono soprattutto. Innanzitutto ripeto, Comitato dei Disoccupati e Disperati Trapanesi. Perché si chiamano disperati, signor Senato? Perché attualmente stanno passando davvero un brutto periodo, sono veramente in mezzo a una strada, un buon campano. Allora, leggo la lettera, signor Sindaco. Il Comitato Disoccupati e Disperati Trapanesi è composto da tante famiglie trapanesi che, vivendo in condizioni economiche precarissime, sarebbe a dire che non hanno manco un centesimo, vogliono esprimere e manifestare il proprio disagio per chiedere al sindaco e al prefetto della città di Trapani di essere ricevuti ad ascoltare le loro problematiche. Quindi vogliono essere ascoltati, non è che chiedono altre cose, non è che vogliono fare problemi, vengono da sciarre, cose, polizia, niente, non esiste, è gente tranquilla, caro sindaco. Gente tranquilla che vuole solamente manifestare la propria lamentela, vogliono essere ascoltati. Il comitato raccoglie ogni giorno le segnalazioni di famiglie con problemi di natura economica e lavorativa ed in particolare lamentano, attenzione, una scarsa attenzione da parte delle istituzioni preposte al sostegno di chi non ce la fa con le proprie forze a soddisfare le esigenze primarie, sarebbe a dire un buon mangiare, è fondamentale per condurre una vita dignitosa per sé e per gli altri componenti familiari. Per tutti. Una scarsa attenzione da parte di chi dovrebbe seguire ed aiutare a trovare le soluzioni adeguate verso coloro i quali si ritrovano in difficoltà lavorative e che interessano sempre più soggetti. Che vanno aumentando. Esattamente. La lentezza nella programmazione e realizzazione dei progetti che coinvolgono i soggetti più bisognosi. La mancanza di un osservatorio che monitori periodicamente le condizioni psicosocio-economiche delle famiglie meno abbienti. La mancanza di privacy negli sportelli dove comunicare le proprie problematiche. Soprattutto chi sanno lamentare in faccia a tutti. Esattamente. Per queste ed altre questioni non meno importanti, il Comitato chiede al sindaco di Trapani di farsi portavoce in qualità di rappresentante dei suoi concittadini delle problematiche di cui sopra, nei luoghi e nelle istituzioni quali la Regione Siciliana e il Governo italiano, affinché si possa
affinché si ponga maggiore attenzione ad una delle fasce sociali più deboli della comunità trapanese ed italiana e che si va allargando sempre di più. Poi naturalmente ci sono gli auguri di buon Natale a lei signor Sindaco e a tutta l'amministrazione comunale, ma anche un buon Natale lo vogliamo dedicare a tutti i volontari e le associazioni di volontariato che per tutto l'anno e in particolar modo in questi giorni si prodigano a distribuire beni alimentari, che c'erano a mangiare perché sono fosse perito caro mio, vestiario e pacchi dono ai soggetti più bisognosi. Certo noi non disdegniamo dei doni che ci vengono fatti, ma pensiamo siano altre le soluzioni di cui avremo bisogno. Molti di noi non abbiamo nemmeno avuto, per sorte o per disgrazia, il sostegno delle proprie famiglie, che in altri casi invece intervengono per fronteggiare situazioni difficili. Significa che alcuni sono aiutati da famiglia, altri invece no, e queste sono famiglie che non sono aiutate, se la devono, come dire, se la devono vedere da soli. Mi capivo che la signor Sindaco è solo in mezzo a una strada, ma perché a mare insomma. Ecco perché siamo convinti che i rappresentanti della nostra comunità dovrebbero mobilitarsi di più a garantire progetti e programmi di inserimento nel campo lavorativo per i soggetti più bisognosi. Noi continueremo a manifestare in modo pacifico e civile fino a quando il massimo rappresentante della città non ci ascolterà di persona e si impegnerà ad attivarsi per accelerare tutte le competenze relative alla risoluzione dei problemi che attanagliano le nostre famiglie. Firmato il Comitato dei Disoccupati e Disperati Trapanesi. Ora, caro signor Sindaco, quello che voglio dire io, loro questo ci vogliono dire, loro ci vogliono parlare, vogliono essere rassicurati, vogliono parlare con la persona che governa la loro città. D'altronde non è che si ci può dare tutto, perché se hanno problemi, esatto, loro l'hanno votato il signor Sindaco. Il sindaco, perché cosa serve il sindaco di una città? Per risolvere i problemi della città. Ora vogliamo evitare che questi problemi divengano grandi, per il momento sono piccoli, ma lei lo sa, viviamo in una società brutta, c'è crisi, c'è depressione, per il momento l'animo delle persone è a terra. Che vogliamo aspettare? Che queste persone combinano qualche fesseria, poi si incatenano nel municipio, oppure usano fuoco, oppure combinano qualche fesseria? Vogliamo evitare una cosa del genere, caro signor Sindaco? Lei non andava a fare altro che ascoltarli, riceverli e dirgli so che hanno e le tranquillizza. E tutto finisce qui. E passiamo naturalmente un bel Natale, sia a noi, sia a lei e sia a queste famiglie bisognose, questo comitato. Va bene signor Sindaco? Questo era quello che ci volevamo dire. Questo è tutto da Alberto Lipari, San Amore Siciliano, un grosso saluto e naturalmente salutano il Comitato dei Disoccupati e Disperati Trapanesi. Un'altra cosa, le allego anche il video che mi hanno mandato loro. Con affetto, baciamo le mani. Sono zio, sono le 11 di mattina chiaramente. Il giorno 19 dicembre siamo di nuovo qua, se qualcuno ancora non l'ha capito, abbiamo anche il signor Clementi, stiamo crescendo, ma non ci sente nessuno, vero signor Clementi? Ora vedremo come ne fanno segno. Siamo invisibili. No, che cosa vogliamo noi? I nostri diritti. Oh, qualcuno ancora non l'ha capito. Sindaco. Su internet la fa rigirare. Sindaco. Ci risponde, ci dica qualche cosa. I chiavi. Faccia lei. Tu che ha detto? Io non nulla da dire. Signor Sindaco, siamo delusi. Siamo delusi. Basta, non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più. Scatta, fai girare su internet. Siamo pochi ma buoni. No alla violenza, no a qualsiasi cosa. Però protestare è un diritto. Protestare è un diritto. Il signor Clemente qua ha pure dei problemi. Lo dica lei. Problemi grossi abbiamo. Che cosa vogliamo? Lavoro è diritto. Però l'abbiamo buciato sul lavoro. Facciamo cielo. Tutta sera, lavoro. Vogliamo lavoro. Vogliamo lavoro. Voce! Lavoro!
abbiamo fatto noi al sindaco, la lettera che abbiamo fatto al sindaco, spero che già l'ha ricevuta, forse, anche la legge uno, perché tutta su. Addirittura abbiamo un disoccupato che è all'estero, l'abbiamo qua all'estero. Perché se ci fosse lavoro mi sta facendo sì. Marco, guys, qua. Andiamo. Anche il signor Clemente, dove sono le cose che chiede lei? Cara. Le sfoggia nel video. Documento. Ma tu ti sei visto su Facebook le foto che ho fatto io? No, ma visto. No, l'ho messo, il video che avessi fotografi. Come? Girare, fai girare Facebook, YouTube pure no? No, su YouTube no. È fermato uno, viene da mezzo. Ce l'ho un amico, allora sta fuori. Pigliate il richiesta. Roba tua, no? Chi lo sentiu? Cioè, questa pure la figliola. Anzi, volevo fare gli auguri a tutta l'amministrazione comunale, gli auguri di buon Natale, no? Buon Natale, però in particolare noi vogliamo ringraziare le chiese, la Caritas, che tutto l'anno veramente ci aiuta, ma veramente, grazie a loro ogni tanto che ci danno le piccole cose per andare anche avanti. Quindi noi, io come portavoce di tutti, ringrazio veramente alle chiese, alle associazioni che ci danno una mano ogni anno con le bollette, con le luci, con i pannolini per i bambini. Veramente grazie di cuore a tutte le associazioni e alle chiese che ci danno una mano. Grazie veramente. Un applauso.